Gloria al Signore. Apriamo la Bibbia nel Nuovo Testamento, leggeremo in Giovanni, capitolo 6, dal verso 60 fino al verso 71. Giovanni, capitolo 6, dal verso 60 fino al verso 71. Gloria a te, Signore. Alleluia. Alleluia. Amen. Inizio la lettura. Amen. A Dio sia la gloria. Amen. Amen. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo averlo ascoltato, dissero: questo parlare è duro. Chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma fra di voi ci sono alcuni che non credono. Poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti suoi discepoli si trassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Amen. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché era lui uno di quei 12 che stava per tradirlo. Alleluia. Amen. Vogliate accomodarvi. Gloria al Signore. Alleluia. Mi ha molto confortato sentendo in preghiera la sorella che diceva proprio queste parole: Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Amen. Un'altra versione dice: solo tu hai parole di vita eterna. E gloria a Dio per le parole di Gesù. Amen. Gloria a Dio per la parola, che è incarnata in Cristo Gesù. Gesù è la parola vivente, sapete? Amen. Gloria al Signore. Abbiamo letto che a un certo punto, dopo averlo ascoltato, chi lo ha ascoltato cominciò a dire: ma questo parlare è duro. E spesse volte abbiamo l'idea, anche leggendo il Vangelo, che Gesù raccoglieva tanta folla, ma non sempre è stato così. Proprio questa lettura invece ci fa comprendere che in questa occasione molti lo lasciarono, anzi non accettarono affatto il suo parlare. E da un certo punto di vista consola il mio cuore, perché noi predichiamo, testimoniamo, evangelizziamo quello che si può, eppure veramente pochissima gente si ravvede. Ma non per questo noi vogliamo mollare, noi vogliamo continuare a diffondere la parola del Signore. Vogliamo continuare a parlare di Gesù, che solo ha parole di vita eterna. Quanti lo hanno ascoltato hanno giudicato il suo parlare duro. Questo parlare è duro. Chi lo può ascoltare? Ma cos'era questo parlare? Versetti precedenti dello stesso capitolo c'è il suo parlare, quello che egli diceva, no? Diceva: io sono il pane della vita. Non Mosè gli ha dato il pane, è Dio che gli ha dato il pane.
E come Israele è stato cibato dalla manna che è caduta dal cielo, così il Padre mio ha mandato me il pane di vita per cibare voi. Questo è un parlare duro. Eppure è stato giudicato duro. Chi può ascoltare questo parlare? Poi diceva anche Gesù, chi non mangia da me non può vivere. Insomma, mi dovete mangiare. È un parlare duro. Ma egli intendeva dire, dovete assimilare la mia parola a me. Noi mangiamo della parola di Dio spiritualmente parlando. Amen. È vero? Amen. Poi Dio ci provvede anche il pane materiale. Ma l'uomo prima di ogni cosa ha bisogno di ogni parola che procede da Dio. È vero? Amen. L'uomo non vive di solo pane. Per vivere non hai bisogno solo del cibo materiale. Per vivere hai bisogno anche del cibo spirituale. Alleluia, Gesù. Noi vogliamo mangiare di questo pane. Amen, amen. Il pane della vita è Gesù. Alleluia. Alleluia. E in un certo senso Gesù ha rotto, come dire, la consuetudine, la tradizione, la religiosità. Ha spezzato quello che era una certa abitudine dell'uomo. La religione porta ad essere abitudinari, a fare le cose vanno fatte. Si fa perché va fatto. Noi facciamo perché Dio è degno di essere lodato. Amen. Celebriamo il culto per onorare il nome del Signore, Amen. per innalzare il suo nome. Amen. E così riceviamo il bene da parte sua. Amen. Alleluia. Quando siamo alla sua presenza, è un bene per noi stare alla sua presenza. Gloria a Dio. E come dissero gli apostoli sul monte della trasfigurazione, è bene per noi stare qui. Amen. Amen. Alleluia. E molti se ne andavano perché Gesù diceva questo proprio, che non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Ma ci sta dicendo di essere cannibale il Signore, bere del suo sangue. È tutto un linguaggio spirituale. Alleluia. Quando ci accostiamo a Dio con un cuore sincero, comprendiamo il linguaggio spirituale di Dio. E vi dico una cosa, senza che nessuno te lo traduca, lo Spirito Santo che tocca i cuori rivela ciò che è il pensiero di Dio. Amen. Chi beve del mio sangue, chi accetta il mio sacrificio. Amen? Amen. Amen. Alleluia, abbiamo bevuto sangue? No. Ma il sangue ci parla di quel sangue puro e immacolato di Cristo Gesù che gli ha versato sulla croce. Amen. È quel sangue che ci ha lavati e ci ha purificati da ogni peccato. Alleluia. Abbiamo accettato Gesù nella nostra vita e questo ci ha dato il diritto di essere figli di Dio. Amen. Questo è un parlare duro. Alleluia. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ma cosa sta dicendo Gesù? Che non invecchieremo mai? No. Si sta dicendo che noi continueremo ad esistere anche dopo la morte, perché Gesù ha vinto anche la morte, Amen. è risuscitato. Amen. Amen. Alleluia. Continueremo ad esistere. Alleluia. Lasceremo questo corpo. Amen. Alleluia. Un corpo invecchiato, ammalato. Gloria a Dio. E saremo come Lui, simili a Lui. Saremo nel cielo per l'eternità. Gloria a Dio. Questo è un parlare duro.
Cristo parla di salvezza, è per gli uomini un parlare duro. Cristo parla di vivere una vita in santità, e per gli uomini è un parlare duro. Cristo parla di una nuova nascita, è vero? È un parlare duro. Lasciare il peccato è un parlare duro. Alleluia per questo parlare duro, gloria a Dio. Alleluia, Signore, parlaci sempre. Amen. O duramente, o non duramente. Io so che la parola di Dio riesce a spezzare i sassi. Amen. 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 A forgiare quelle pietre Alleluia. e fare di quelle pietre informi un mattone che messo accanto ad altri mattoni edifica la Chiesa di Cristo. Amen. Gloria al Signore. Molti dei suoi discepoli, ascoltando questo parlare, non capirono e lasciarono il Signore da solo. Alleluia. Gesù, sapendo, conoscendo quello che stava avvenendo nelle menti di quelle persone e nel cuore di quelle persone, parla loro in questo modo. Ma questo vi scandalizza, il mio parlare vi scandalizza, vi meraviglia, vi suscita che cosa? Non accettate il mio parlare? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere, salire in cielo dove era prima? Gloria a Dio. Vedete, il Signore Gesù si è fatto uomo per parlare agli uomini. Ha portato un messaggio meraviglioso e ancora oggi questo messaggio è per noi. Amen? Amen. Un messaggio alto che non veniva capito, affidato solo ad alcuni uomini, i profeti. Ha portato un messaggio per tutti gli uomini. Amen. Si è calato la forma umana, la dimensione umana, non mostrando cose eclatanti spiritualmente parlando, perché lui poteva farli. Ha guarito, ha fatto tanti miracoli, ma poteva anche ascendere in cielo, perché lui è Dio. Amen. Vi meravigliate del mio parlare che è strano, ma se mi vedeste nella mia gloria ascendere, dove ero prima nel cielo, vi meravigliereste ancora di più. Gloria al Signore. E invece il Signore conosce che ci spaventiamo facilmente e utilizza il suo parlare, la sua parola. Amen. Amen. Alleluia. Ancora oggi la parola di Cristo è salvezza per chiunque crede. Alleluia. Gloria al Signore. Tra di voi ci sono alcuni che non credono. Vedete, chi non crede c'è sempre stato e ci sarà sempre. Ma noi vogliamo essere tra quelli che credono. Amen. Siamo credenti. Amen. Amen. Alleluia. Di che religione sei? Sono un credente. Amen. Non mi definisco un religioso, sono un credente. Io credo in Cristo. Amen. Credo in Dio. Credo nel suo figliolo Gesù. Credo nello Spirito Santo. Amen. La mia fede è una fede pentecostale, Alleluia. perché è supportata, guidata, alimentata dall'azione dello Spirito Santo. Alleluia. Amen. 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 Alleluia, gloria a Dio. Fra voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva fin da principio quelli che non credevano. Nella scrittura, il testo che abbiamo letto ci fa comprendere che Gesù sapeva anche fin dal principio colui che lo avrebbe tradito. Ma non per questo lo ha trattato in modo diverso. Lo ha trattato in modo paritario. Grazie Signore. Cosa vedi in questo? Io vedo l'amore di Dio, Amen. il suo grande ed infinito amore, Amen. non meritato, eppure continua il Signore ad amare, Alleluia. ad amarci. Gloria al Signore. Fino all'ultimo momento Giuda ha avuto l'opportunità di ravvedersi, sempre. Il Signore lo ha trattato sempre come uno dei 12, pur sapendo che Giuda lo avrebbe tradito.
Alleluia. Eppure il Signore era lì, sempre ad amarlo, affidandogli anche dei compiti. Era sempre lì il Signore, pronto ad amare questo Giuda. Gloria al Signore. Perciò ti dico, ci sono i momenti di cui dubitiamo anche dell'amore di Dio nella nostra vita, perché siamo uomini, siamo fatti di carne, soprattutto quando vediamo che abbiamo tante difficoltà. Ti è capitato mai di dire: ma Signore, ma dove sei? È giusto? Quello che mi sta capitando è giusto? E ti dico: è giusto quello che hanno fatto a Gesù? Te lo posso dire? Lo possiamo dire? È giusto quello che hanno fatto a Gesù? No, non è giusto. Gesù non ha mai meritato nessuno di quelle cose che gli hanno fatto. L'hanno tradito, ma non meritava di essere tradito. L'hanno arrestato e trattato come il peggiore dei malfattori, ma non meritava di essere trattato così. Non aveva fatto alcun male a nessuno, anzi, ha solo fatto del bene al Signore. È vero? Perciò quando vedi che nella tua vita le cose non vanno bene e vedi che sembra tutto contro di te, rifletti un attimo. E prima di dire: Signore, è giusto? Rivolgi un altro tipo di preghiera. Signore, aiutami. Io spero in te, Signore. Fammi grazia, Signore. Liberami, Signore, da questo ostacolo e da questa difficoltà. E io innalzerò il tuo nome, Signore, come già lo innalzo. E poi, Signore, ti prego, fai nella mia vita la tua volontà. E questa è l'attitudine giusta. Alleluia. E un'altra cosa a cui tengo a dire: Gesù ci lascia sempre liberi. Non volete anche voi andarvene? Andate. Ci costringe il Signore. Guardate, possiamo lasciare il Signore in ogni momento, ma è conveniente per noi lasciare il Signore? Non credo. Vero? Andate. Signore, da chi potremmo andarcene noi? Ci sentiamo vicini a Pietro quando ha detto queste parole. Signore, da chi me ne andrò io? Tu mi lasci libero, ma dove posso andarmene, Signore? Solo tu solo, hai parole di vita eterna. Badate che non ha detto Pietro: solo tu mi guarisci, solo tu mi procuri tutto quello di cui ho di bisogno, solo tu. No, solo tu hai parole di vita eterna. Quello che tu dici consola il mio cuore. Quello che tu mi dici, Signore, tocca il mio cuore e mi fa del bene. Quello che tu dici, Signore, mi dà pace. Potremmo parafrasare e dire in tanti altri modi, però vogliamo poter dire: sì, Signore, solo tu hai parole di vita eterna, io voglio stare qui, ascoltare la tua parola. Amen. Amen. Alleluia. Come Maria, vi ricordate Maria? 2 sorelle c'erano, le sorelle di Lazzaro, no? Marta e Maria. Marta si preoccupava, aveva una casa da mandare avanti, pulizie, lavare i piatti, lavatrice e così via. Non c'era lavatrice per fare. E Maria invece ai piedi del Signore lo ascoltava. Com'era bello ascoltare Gesù, com'era bello guardarlo. Signore, mi sembra giusto che io devo lavorare e mia sorella guarda lì, che sta facendo? Marta, tu ti affatichi per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte buona, che non gli sarà mai tolta. Amen.
Amen. Che bello stare ai piedi di Gesù. Solo tu hai parole di vita eterna. Ascoltarti, Signore. Ascoltare la tua parola. Sembra che non faccia nulla, no? Ma fa un lavoro dentro. Gli altri non vedono, lo vedranno poi col nostro agire, ma fa un lavoro meraviglioso dentro il nostro cuore. Alleluia. Solo tu hai parole di vita eterna. Da chi possiamo andare? E poi dice anche, aggiunge, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ci siamo resi conto, abbiamo conosciuto anche per esperienza, standoti vicino, chi sei. Perciò noi non ci allontaneremo da te. Gloria a Dio, amen? Amen. Alleluia, anche se immersa nelle difficoltà della vita, sappi che sei figliuola preziosa agli occhi di Dio. Alleluia, non vogliamo mollare mai, amen? E né gettare la spugna. Amen. Ma continuiamo a lottare con quella forza che non viene da noi, e che viene dal Signore. Amen? Amen. Alleluia. Chi spera nel Signore, quelli che sperano nel Signore, acquistano nuove forze. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. E con nuove forze noi vogliamo continuare a lottare. Amen. Amen. Alleluia. Non allontaniamoci mai dalla grazia del Signore, aggrappiamoci a Gesù. Perché, come ha detto Pietro, solo tu, Gesù, hai parole di vita eterna. Amen. E quanto vale una sola parola che viene dal Signore? Alleluia, Gesù. Non vale quanto tante altre, quante parole, fiumi di parole, dice una canzone. Quanto parlare. È capitato di conoscere quelli che parlano. Qualcuno nella mente dice, ma stai zitto, basta, no? Invece il Signore una parola dice al cuore: non temere, io sono con te, basta. Non servono altre parole. Amen. Gloria a Dio proprio, amen. Amen. Posso chiedervi di alzare in piedi? Alziamoci in piedi. Andiamo a tornare il nostro capo. Alleluia, gloria a te Gesù. Alleluia.